Cari amici, ora vi portiamo in un territorio di confine tra Vicenza e Verona, la patria del Durello. Siamo in compagnia di Paolo Fiorini, il presidente del consorzio del Durello, e del vicepresidente Matteo Fongaro. Innanzitutto spieghiamo ai nostri telespettatori cos'è il consorzio, di cosa si occupa, quali sono gli scopi. Il consorzio, come per il nome stesso, il consorzio di tutela è diciamo così, un organismo che raggruppa tutti i produttori e ne tutela anche tutela la denominazione sostanzialmente, quindi è un'associazione di produttori per la tutela del territorio e della denominazione. Le prospettive del consorzio? Devo dire che sono molto felice di essere stato eletto presidente appunto all'unanimità dei produttori, perché le prospettive soprattutto di questo consorzio sono molto belle, nel senso che è una denominazione in grande crescita, è un grande riscontro da parte dei consumatori, è uno spumante che veramente chi lo scopre non lo abbandona più. Quindi una denominazione in crescita che è sempre più apprezzata dal consumatore. Sono ovviamente degli aggettivi che a noi stanno incuriosendo. Passiamo quindi direttamente alla parte pratica del Durello con Matteo Fongaro, vicepresidente. Parliamo di queste caratteristiche del Durello. Allora, la cosa fantastica è proprio quella che ci differenzia da tutti gli altri spumanti metodo classico, è il nostro vitigno, la Durella. La Durella ha un'acidità in sé che ci permette di poter fare delle rifermentazioni in bottiglia importanti, e nel vino poi si trova questa freschezza, pulizia e sapidità che ci differenzia da tutti gli altri spumanti metodo classico. Questo appunto è quello che per noi è, diciamo, un jolly, perché non siamo un doppione a nessun altro. Noi riusciamo a identificare un territorio nel migliore dei modi, ma nello stesso tempo riusciamo a dare anche un perché e una logica veritiera al nostro spumante. Ecco, quindi stiamo parlando di un vino che ha la propria ragione d'essere, la propria identità e la propria storia. Tutte queste caratteristiche sono state apprezzate tramite dei premi, vero Presidente? Innanzitutto uno degli obiettivi del consorzio è, siccome all'interno c'erano le due anime, diciamo sostanzialmente quella del metodo classico e quella del metodo Charmat, con la modifica del disciplinare si creeranno due disciplinari distinti, in modo tale che il consumatore abbia chiarezza anche tra il metodo classico, si chiamerà Lessini Durello, Monti Lessini, scusi, e invece per quanto riguarda il metodo Charmat si chiamerà Lessini Durello. A questo proposito appunto siamo molto felici anche di dire che in questi giorni è uscito il premio di 5 Stelle di Vinitaly, e come miglior spumante è stato appunto al miglior spumante è stato giudicato al Lessini Durello 733 di Cantina di Soave. Quindi un vino apprezzato, un vino riconosciuto, di cui abbiamo qui le due varietà, metodo classico e metodo italiano. Ma andiamo direttamente a fare un brindisi, perché non si può non fare un brindisi con delle tipicità così speciali, così particolari. Vi abbiamo introdotto nella storia, nella tradizione, nell'identità del Durello. Matteo Fongaro, vicepresidente del consorzio, ha appena stappato la bottiglia di metodo classico Fongaro del Durello. Quali sono le tipicità? Esattamente, ma al di là del fatto di Fongaro, metodo classico, in generale abbiamo ritenuto opportuno, io e il Presidente, aprire questa bottiglia perché è un pas d'osé. Quando un'azienda propone un pas d'osé vuol dire che mette in mano la propria azienda, perché se non è una materia prima più che perfetta non riesce a valorizzare un vitigno. In questo caso noi abbiamo, senza presunzione ovviamente, ritenuto minimo opportuno aprire questa caratteristica, perché è un pas d'osé 100% Durella, 40 mesi di rifermentazione in bottiglia. Ma voi che siete degli esperti del vino utilizzate anche il francese, conoscendo il significato di pas d'osé. Chi è a casa, per capire meglio il coraggio che ci vuole per fare un pas d'osé e anche la qualità, possiamo un attimo dire cosa significa? Io ho la fortuna di potervi dare questa perla di saggezza in 30 secondi. Ci sono dei termini internazionali che stanno ad indicare il residuo zuccherino all'interno del vino. Pas d'osé, nature, dosaggio zero stanno ad indicare che all'interno di quella bottiglia il residuo zuccherino è sotto i 3 grammi litro. Extra brut va da 3 a 6 grammi litro, brut va da 6 a 12, dry, extra dry sopra i 12 grammi litro. Tutto questo per dire cosa? Che più è basso il residuo zuccherino all'interno della bottiglia di vino, più si riuscirà a percepire la caratteristica del vitigno e del territorio, e quindi sarà più precisa la caratteristica, sarà più evidente il capire. E nel caso nostro questa acidità fantastica, questa pulizia, freschezza e sapidità ci differenzia da tutti quanti. Ma la cosa fantastica è che quando si ha una bottiglia di Durello
in fresca, non devi pensare a quando aprirla, va sempre bene, perché quando è un vino con queste caratteristiche abbinarlo è automatico, perché pulizia, freschezza e sapidità è un piacere del palato che va sempre bene. Quindi possiamo definire il Durello un vino poliedrico. Esattamente. Eclettico. Esattamente. Benissimo. Non ci rimane che fare un bel brindisi. Sì. Cin, cin. Verde Nord-Est non finisce qui.